Bismillahirrahmanirrahim. La lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giovani guide, vi do il benvenuto a questa seconda puntata dei pilastri del credo islamico. Allah subhanahu wa ta'ala ha detto nel Corano: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat", ovvero sappi, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e così anche tutti coloro che seguiranno il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sappiate che non c'è Dio all'infuori di Allah, e chiedi perdono a te e a coloro che ti seguiranno, ai credenti e alle credenti. Ha detto al-Hafid ibn Hajar rahimahullah su questa ayah che Allah subhanahu wa ta'ala ha ordinato sul messaggero due cose. Nella prima, fa'lam annahu la ilaha illallah, sappi che non c'è Dio di fuori di Allah. Qua gli ha ordinato di richiedere la sapienza, e che la prima cosa che deve richiedere una persona quando chiede la sapienza è conoscere questo grande pilastro dell'Islam, ovvero la parola la ilaha illallah. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto che l'Islam si è posto su 5 pilastri, e il primo pilastro è testimoniare che non c'è Dio all'infuori di Allah, ovvero il primo passo che deve fare un musulmano per conoscere la sua religione è quella di conoscere il suo credo e di conoscere i pilastri del credo islamico e conoscere le condizioni di questi pilastri e cosa consistono. Ed è quello che Giovani Guide vuole presentare ogni domenica sera, al fine che una persona, inshallah, le sue azioni vengano accettate e che tutto ciò che costruirà come azioni sia frutto di una base solida, perché, come abbiamo detto, il credo è la base di tutte le nostre azioni. Oggi, inshallah, prima di entrare nella descrizione di quali sono i pilastri in cui dobbiamo credere, oggi capiremo un attimo le fonti da cui uno può estrapolare il credo. Perché ovviamente, cari fratelli e sorelle, quando parliamo del credo islamico parliamo di un ignoto, di cose invisibili, di cose che non abbiamo mai visto con i nostri occhi. Parleremo di Allah, noi non abbiamo mai visto Allah e nessuno ha mai visto Allah subhanahu wa ta'ala. Parleremo degli angeli, nessuno di noi ha mai visto gli angeli. Parleremo dei libri, nessuno di noi ha mai visto i libri che scendono, questi libri da Allah subhanahu wa ta'ala. Parleremo dei profeti, nessuno di noi ha mai visto un profeta. Parleremo del giorno del giudizio che non abbiamo ancora visto con i nostri occhi, e parleremo del decreto divino, e nessuno di noi ha mai visto questo decreto divino. Quindi stiamo parlando di cose nell'ignoto, nell'invisibile. Quindi tu, caro fratello e sorella, non puoi estrapolare il tuo credo o la tua fede da te stesso, perché non conosci queste cose qua, non le hai mai sapute. E quindi la prima cosa che dobbiamo sapere è da dove posso io estrapolare il mio credo, la mia fede, da quali libri, da quali ricerche, al fine che se prendiamo il nostro credo, se impariamo, la impariamo da una fonte giusta e vera, e sei sicuro, caro fratello e sorella, che ciò in cui credi è vero. E io vi dico che le fonti sono la base della diversità di questi credi religiosi che vediamo nel mondo. Vedi questo che è buddista, vedi questo che è cristiano, vedi questo che è musulmano. Tutto ciò è derivato dal fatto che hanno preso fonti diverse. I cristiani hanno preso come fonte il Vangelo, gli ebrei hanno preso come fonte la Torah, i musulmani hanno preso come fonte il Corano, e vedremo altre fonti. Quindi la diversità dei credi religiosi che abbiamo adesso è dovuta alla diversità delle fonti a cui sono ritornati. Però il musulmano deve sapere quali sono le fonti a cui deve ritornare e quelli veri da cui estrapolare la sua fede. La prima fonte a cui il musulmano può ritornare per estrapolare la sua fede è il Corano, il primo libro. Allah subhanahu wa ta'ala, cari fratelli e sorelle, quando ci ha creato, non ci ha lasciato dispersi nel mondo, no. Grazie alla sua misericordia ci ha mandato dei messaggeri, e con questi messaggeri ha mandato un libro. Infatti Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hadid, versetto 25, ha detto: "In verità abbiamo inviato i nostri messaggeri con prove chiarissime e abbiamo rivelato a loro il libro." Quindi Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato dei messaggeri con delle prove. Queste prove servono a dimostrare alla loro popolazione che loro sono effettivamente messaggeri, sono profeti, non sono esseri umani normali come loro, e ha mandato con loro il libro. Il libro perché? Al fine che sia una guida. È come qualcuno quando ti porta a casa un PC e con questo PC ti dà un manuale.
Questo manuale, cosa c'è scritto in questo manuale? C'è scritto cosa fa bene e cosa fa male questo PC. Se lo lasci acceso per troppo tempo potrebbe rovinarsi e così via. Ti dà delle dritte affinché questo strumento duri e affinché questo strumento abbia un adeguato uso. Così il musulmano Allah subhanahu wa ta'ala, quando l'ha creato, ha mandato degli esseri umani come lui con dei libri che sono guide per noi affinché abbiamo una giusta direzione. Però, perché io ho detto come fonte il Corano? Uno potrebbe dire, ma scusa, visto che tu hai detto che Allah ha mandato i messaggeri con dei libri, allora possiamo dire che anche possiamo seguire il Vangelo o possiamo seguire la Torah. Noi da musulmani, forse è la prima volta che lo sentite, dobbiamo credere nel Vangelo e nella Torah. Ed è uno dei pilastri della nostra fede. Ed è il terzo pilastro, il credere nei libri. Vuol dire che tu, sorella, fratello, devi credere fermamente col tuo cuore che questi libri, il Vangelo, la Torah, il Corano, derivano da Allah. Questo ne devi essere sicuro e ne devi essere certa. Però dobbiamo sapere una cosa molto importante che hanno detto i sapienti. Ascoltate bene le mie parole affinché capiate la differenza che c'è tra il Corano e perché io vi ho detto di prendere come fonte il Corano e non vi ho detto di prendere come fonte il Vangelo e la Torah e altri libri. Questi libri sono stati abrogati dal Corano, poi spiego, in quanto erano destinati a durare per un breve periodo, la cui scadenza era determinata dall'arrivo della successiva rivelazione. Quindi la Torah Allah subhanahu wa ta'ala l'ha data a Mosè e l'ha mandata al suo popolo. Però la Torah era valida per Allah subhanahu wa ta'ala fino all'arrivo di Gesù, che è arrivato con cosa? Con il Vangelo. Quindi quando è arrivato Gesù, la Torah non aveva più valenza, perché il Vangelo aveva abrogato la Torah. Quindi la Torah nell'era di Gesù, di Isa alayhi salam, non valeva più. Quindi era stata abrogata, valeva l'Injil. Dopo 600 anni Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il sigillo dei profeti, e ha mandato con lui l'ultimo dei libri. E questo libro, che è il Corano, ha abrogato il Vangelo. Quindi la durata del Vangelo era valido fino alla venuta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fino all'ultima rivelazione, che è il Corano. Quando è iniziato il Corano a scendere non aveva più valenza il Vangelo. Quindi noi da musulmani crediamo nel Vangelo e nella Torah, però sono stati abrogati, ovvero che come legge non li prendiamo più come fonte per estrapolare come dobbiamo adorare Allah e per estrapolare le regole della nostra religione. Ma il Corano ha abrogato questi libri e dicono i sapienti che nel Corano troviamo ciò che è stato riportato nella Torah e ciò che è stato riportato nell'Injil. Ok? Quindi davanti ad Allah, qual è il libro che ha valenza? Il Corano. Perché? Perché è l'ultimo dei libri e dopo il Corano non arriverà nessun libro e dopo il profeta Muhammad non arriverà nessun profeta. Infatti il profeta Muhammad ha detto: io sono il sigillo dei profeti. I profeti sono come una costruzione, mancava un solo mattone a questa costruzione che sono io, ovvero il sigillo dei profeti, l'ultimo dei profeti. Dopo il profeta Muhammad non arriverà più nessuno. Però qua c'è una questione importante. È stato detto che quando si avvicinerà la fine dell'ora ritornerà Gesù. E ovviamente qua uno direbbe: allora dopo il profeta Muhammad arriverà Gesù, ritornerà sulla terra. Qua hanno detto i sapienti che ritornerà Gesù, ma non con la missione di profeta. Quindi la sua missione da profeta è finita quando è stato elevato in cielo. Poi parleremo in dettaglio della vita e di cosa è successo al profeta Gesù. Quindi Gesù, quando ritornerà alla fine dei tempi, non ritornerà come profeta e non ritornerà con la missione di profeta, ma ritornerà per determinate cose che deve fare, ovvero per uccidere il Messia ad-Dajjal e basta. Non ritornerà come profeta per essere seguito con una legge, no. Ma l'ultima legge che ha fatto scendere Allah subhanahu wa ta'ala è il Corano. Poi, un'altra motivazione per cui non dobbiamo prendere come fonte il Vangelo e la Torah e i libri precedenti al Corano, che questi libri prima del Corano, e ascoltatemi bene perché è importante, Allah subhanahu wa ta'ala ha lasciato agli esseri umani prendersi cura di questi libri sacri. Noi diciamo che sono scesi da Allah subhanahu wa ta'ala e li ha fatti scendere Allah, la Torah, il Vangelo e altri libri.
Zabur e altri libri, tantissimi libri. Noi Allah subhanahu wa ta'ala ci ha citato solo alcuni nel Corano e questi che conosciamo. Però questi qua, oltre il Corano, Allah ha lasciato agli esseri umani di prendersene cura. Non se ne è preso cura lui, ha lasciato a loro. E ovviamente noi esseri umani, Shaitan, Satana, si prende gioco di noi. Abbiamo sempre interessi economici, interessi politici, interessi sociali. Quindi l'uomo dentro di sé cerca sempre di attirare o di tirare gli interessi o i vantaggi verso di lui. Quindi gli esseri umani hanno manipolato questi libri. Alcuni hanno variato, alcuni hanno nascosto alcuni versetti di questi libri. Perché Allah subhanahu wa ta'ala ha lasciato a loro la protezione di questi libri. E questa verità è stata citata anche da Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano. Dice Allah in Surat An-Nisa, versetto 46, alcuni fra gli ebrei alterano il senso delle parole. Gli ebrei cambiavano alcuni sensi delle parole che riportavano nella Torah. E se prendete adesso la Torah che c'è adesso, trovate che gli ebrei hanno addirittura detto delle parolacce e delle parole veramente gravi e delle affermazioni veramente gravi su tutti i profeti che sono venuti. E come Allah subhanahu wa ta'ala, come fa a scendere Allah subhanahu wa ta'ala delle parole su questi profeti che sono le migliori persone che ha scelto Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ha sempre elevato i profeti e i messaggeri, invece loro hanno cercato di dire parole al fine di far scendere il livello di questi profeti. Infatti gli ebrei, era solito loro, come ha detto Allah nel Corano, quando Allah mandava un profeta, gli ebrei cosa facevano? O li prendevano da bugiardi, o li scacciavano, o li uccidevano. Questa è la normalità degli ebrei. E gli ebrei era il popolo prescelto da Allah subhanahu wa ta'ala. E agli ebrei Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato tantissimi profeti e messaggeri. Ed è stato il popolo a cui Allah ha mandato tantissimi profeti, tra cui Mosè, tra cui Gesù e tra cui altri profeti. Giovanni Battista anche. È stato mandato tutti agli ebrei, ma loro sempre sono stati a dargli dei bugiardi, oppure di cercare di ucciderli, oppure di ucciderli addirittura, o di scacciarli dal loro paese. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala ha descritto questa verità e lo ha detto anche in un altro verso e dice Allah subhanahu wa ta'ala: ecco che è giunto a voi il nostro messaggero Muhammad sallallahu alaihi wasallam per svelarvi molte cose del libro che avete nascosto. Hanno cercato di nascondere tantissimi versetti e per quello che in alcuni libri tipo il Vangelo trovate che in alcuni passi viene descritto Gesù come figlio di Dio, oppure in altri passi come Dio e così via. Hanno cercato di alterare i significati di queste parole, perché dovete sapere che quando un libro che era aramaico ed era in una lingua viene tradotto e riportato in altre lingue, sicuramente subirà delle variazioni, sicuramente. E l'esempio più facile che vi do è il Corano. Vedete il Corano in arabo e chi capisce la lingua araba e vedete il Corano tradotto in italiano, sicuramente non troverai mai il significato che combacia al 100%, perché la lingua araba, subhanallah, come ha riportato Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano, è una lingua straordinaria. Io vi do sempre solo il semplice esempio che la tigre in arabo ha quasi più di 360 nomi. Cioè la lingua araba è straordinaria, una parola potrebbe avere tantissimi significati, cosa che forse nelle altre lingue, ad esempio nell'italiano, non c'è. E quindi ti viene difficile tradurre nello stesso senso quella parola lì. A volte anch'io quando traduco le ayat sono costretto a riportare il significato e non la traduzione letteraria, perché non ce la fai, è veramente difficile. Quindi quando sono stati ritradotti questi libri, che siano il Vangelo o la Torah, sicuramente hanno subito delle variazioni. Quindi uno potrebbe anche variare da profeta a figlio di Dio e così via. È per quello che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha detto di non considerare più questi libri. Ed è uno dei motivi per cui non lo dobbiamo prendere come fonte principale per estrapolare la nostra religione. Però il Corano no. Essendo che Allah subhanahu wa ta'ala il Corano non lo ha lasciato all'umanità per essere protetto, ma se ne è preso lui la protezione. Perché? Perché è l'ultimo libro. Non arriveranno libri dopo il Corano, quindi Allah subhanahu wa ta'ala è lui che se ne è preso cura. Poi nel terzo pilastro, inshallah, quando parleremo di libri, vi porterò le prove per dimostrarvi che effettivamente come è stato trasmesso a noi il Corano, come ha fatto questo Corano per arrivare fino a noi, e vi darò delle prove chiare per evidenziarvi che questo Corano è la parola di Allah. E io do sempre un esempio molto facile, non hai bisogno di scienze e così via. Hai mai visto delle persone che studiano un libro di circa 600 pagine a memoria?
lettera per lettera. Non c'è. Nessun libro è mai stato studiato a memoria, non a riportare significati, a memoria, lettera per lettera, tranne il Corano, e non uno, non due l'hanno studiato, ma milioni di musulmani lo hanno studiato a memoria. Non è prova evidente questo, che questo libro non è scritto da un essere umano, ma sono parole di Allah subhanahu wa ta'ala, e che rimangono impresse nei cuori di coloro che hanno timore di Allah subhanahu wa ta'ala. Comunque non è il nostro argomento, ma solo per dimostrare che il Corano effettivamente lo ha protetto Allah subhanahu wa ta'ala. Come dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hijr, versetto 9, in verità siamo noi che abbiamo fatto scendere il Corano e saremo noi a prenderci la sua protezione. Chi si è preso la cura del Corano? Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah dice solo la verità. Se noi prendiamo come fonte principale, i sapienti dicono di prendere come fonte principale, come prima fonte il Corano, perché tutto quello che è stato riportato nel Corano, il musulmano deve essere certo e sicuro che è pura verità. Non è stato aggiunto né una lettera, neanche tolta neanche una lettera. Perché chi crede che nel Corano sia stato aggiunto un verso o che sia stato tolto qualche verso del Corano, come pensano alcuni Shia che dicono che il Corano sono stati tolti alcuni versi del Corano, questo secondo tutti i sapienti è miscredente, kafir. Perché? Perché ha dato del bugiardo ad Allah. Perché? Perché Allah nel Corano ha detto Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Noi abbiamo fatto scendere il ricordo, il Corano, e siamo noi che ce ne prenderemo cura. Se Allah dice che sarà Lui a prendersene cura e a prendersene la protezione, da musulmano ci devo credere. Perché Allah non dice le bugie e Allah sa tutto, quindi se Allah dice così, è così. Ci devo credere, come devo credere nelle affermazioni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che vedremo adesso. Quindi io so che il Corano è verità. Perché Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano, in più di 100 versetti, in più di 100 versi del Corano, ha riportato Allah subhanahu wa ta'ala che il messaggio che ha dato il suo profeta è verità. In più di 100 versetti. Perché? Per dimostrare all'umanità che ciò che avete in mano è verità. Non dovete avere dubbi su questo Corano. Allah subhanahu wa ta'ala nella seconda sura del Corano, Surat al-Baqarah, la prima pagina, cosa ha detto? Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه. Questo è il libro, quale? Il Corano, su cui non ci sono dubbi. Allah, prima che tu inizi a leggere, prima che tu entri, diciamo, nell'argomento, nel leggere su Allah subhanahu wa ta'ala, nel leggere sui profeti, nel leggere sul paradiso, sull'inferno, ciò che vedrai nel Corano e gli argomenti che troverai nel Corano, ti ha detto la prima cosa: non aver dubbi su ciò che leggerai, e sappi che tutto ciò che leggerai qua è 100% verità. Devi esserne certo, fratello e sorella, ed è questo uno dei pilastri dell'Islam, che tu dentro il tuo cuore devi credere che il Corano è verità, come dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Nisa, versetto 87, e chi mai è più veritiero di Allah nel racconto? Se noi diamo del bugiardo ad Allah, e chi è vero allora tra di noi? Allah subhanahu wa ta'ala non dice menzogne, perché non ha bisogno di dirli, perché lui si chiama al-Haqqa, colui che è vero e dice la verità subhanahu wa ta'ala. Una volta il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha visto Umar radiallahu anhu che aveva un pezzo di Torah e leggeva pezzi della Torah. Stiamo parlando di Umar radiallahu anhu, e voi conoscete Umar. Ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se ci fosse un profeta dopo di me sarebbe stato Umar. L'ho visto una volta seduto a leggere un pezzo della Torah. È arrivato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e si è arrabbiato, è andato in collera con lui, gli ha detto: Ibn al-Khattab, cosa stai facendo? Sto leggendo il pezzo. Sentite cosa ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se fosse in vita Musa mi seguirebbe nella mia via. Cosa vuol dire? Vuol dire non stare lì a perdere tempo nella Torah, nell'Injila, leggere queste cose qua che ormai sono state abrogate, perché se Musa, su cui è stato fatto scendere la Torah, fosse adesso in vita, non farebbe altro che seguire la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, non farebbe altro che seguire la via del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ciò il Corano. E così anche Isa alaihi salam, se fosse Gesù in vita adesso, non farebbe altro che seguire la via del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi qua una cosa molto importante, perché a volte arrivano queste domande qua:
io posso da musulmano leggere il Vangelo e la Torah. I sapienti dicono, per una persona che ancora non ha un bagaglio di sapienza abbastanza sull'Islam, sul Corano e così via, non deve leggere questi libri e non deve perdere tempo nel leggere, ma deve soffermarsi nel leggere su ciò che gli serve, ovvero il Corano e la Sunna. Invece i sapienti possono leggere questi libri al fine di riportare alcune questioni su cui bisogna stare attenti. Quindi chi ha sapienza può leggere questi libri, non c'è problema, ma chi non ha sapienza non legga questi libri, perché potrebbe anche essere attirato da alcune affermazioni, da alcune notizie che vengono riportate su questi libri, e potrebbero essere informazioni sbagliate, quindi potrebbe estrapolare informazioni sbagliate. Sappiate, fratelli e sorelle, che l'Islam è una religione che cerca sempre di soffermarsi su fonti vere, pure, su cui non ci sono dubbi. Quindi la prima fonte che cos'è? Il Corano. La seconda fonte, la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Che cos'è la sunna? Detto molto in breve, perché in molte delle nostre lezioni sentirete sunna. Quindi adesso scrivete cosa vuol dire sunna, così almeno la prossima volta che la sentite captate cosa vuol dire sunna. Dicono i sapienti, la sunna sono tutti i detti e i fatti, e questa è forse nuova, e ciò che tacitamente ha approvato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adesso spiego. La sunna sono tutti i detti, ciò che ha detto sallallahu alaihi wasallam, e tutti i fatti, le azioni che ha fatto, che hanno riportato i sahaba, e tutto ciò che tacitamente ha approvato, che in arabo si chiama taqrir. I detti lo sappiamo, no? Ciò che ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ciò che ha detto con la sua lingua, che è stato riportato nei detti. E così anche le azioni che sono state riportate dai sahaba. Questi sono facili. Ma cosa vuol dire che tacitamente ha approvato? Una volta sono venuti i sahaba dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aveva detto ai sahaba in un viaggio: non pregate l'Asr fino a Beni Quraida, fino a una tribù. Quindi uscite da adesso da Medina e non pregate l'Asr finché non arriverete a Beni Quraida. Quando sono usciti i sahaba si sono accorti che si stava per avvicinare il tempo del Maghrib. Quindi un gruppo dei sahaba hanno detto: dobbiamo pregare, perché adesso è arrivato il tempo per pregare, se no tra un po' uscirà il tempo per la preghiera. I sahaba erano molto afferrati nel non far passare il tempo della preghiera e non far entrare il tempo su un'altra salah. Quindi erano molto, si soffermavano molto sulla salah, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando è venuto da lui un sahabi, gli ha detto: profeta, qual è la migliore azione? Ha detto: la preghiera nel suo orario. Quindi sahaba, un gruppo dei sahaba ha detto: preghiamo adesso. L'altro gruppo ha detto: no. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: preghiamo Beni Quraida. Sentite i sahaba come erano saldi sulle parole del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. L'altro gruppo ha detto: no. Lui ha detto: se riuscite ad arrivare a Beni Quraida prima del Maghrib, allora pregate l'Asr lì. E qua c'è stata una divergenza tra i sahaba. Un gruppo ha pregato prima di arrivare a Beni Quraida e l'altro gruppo ha pregato solo quando è arrivato a Beni Quraida. Dopo questi due gruppi sono andati dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e gli hanno raccontato questa storia, e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non ha detto niente. Questo dicono i sapienti che si chiama taqrir, vuol dire che tacitamente ha approvato ciò che hanno fatto, perché in alcuni detti vedrai che arriveranno i sahaba, chiederanno di una determinata cosa e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non dirà niente. Quando non dice niente, questo è taqrir, vuol dire che lui, stando zitto, ha approvato. Perché ha approvato? Perché se ci fosse qualcosa che non va bene, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è obbligato a dirla, non può aspettare. Nel wahi, nelle sue rivelazioni, quando c'è qualcosa di sbagliato deve cambiarlo subito. E per quello che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: chi vede di voi uno sbaglio lo deve variare. Ovviamente c'è una saggezza come variare quando c'è un male, però quello che ci importa è che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non sta mai zitto su una questione sbagliata. Quindi la sunna sono tutti i detti, i fatti e ciò su cui tacitamente ha approvato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un'altra cosa importante: perché noi prendiamo come fonte da cui estrapolare il nostro credo la sunna? Perché la sunna è uguale al Corano, e questo lo dobbiamo capire. La sunna è nello stesso piano del Corano. Il Corano è wahi, rivelazione di Allah, e la sunna, i detti, i fatti del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sono wahi, sono rivelazioni, sono entrambi rivelazioni.
Questo pilastro è importantissimo, fratelli e sorelle, perché chi non capisce questa cosa qua sbaglierà in tantissime delle regole della legge islamica. Dobbiamo capire che il Corano è wahi, rivelazione da Allah, e la Sunna è wahi, rivelazione da Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi, da dove abbiamo estrapolato che la Sunna è wahi? Ha detto Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Najm, versetto numero 3 e 4, non parla di impulso. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non parla di impulso, non è che una rivelazione ispirata. Quindi la Sunna è una rivelazione di Allah subhanahu wa ta'ala, come lo è il Corano. E disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ho ricevuto il Corano e una cosa simile. Allah subhanahu wa ta'ala ce l'ha confermato nel Corano: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Quindi ciò che dice, ciò che fa è rivelazione di Allah subhanahu wa ta'ala. Una volta il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era seduto in moschea e si è addormentato un po'. A un certo punto si è alzato, ha guardato il cielo e si è messo a sorridere. Gli ha detto: Anas radiallahu anhu, perché ridi, o profeta? Ha detto: è scesa su di me una sura, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. È scesa questa ayah qua. Quindi ciò che sente, ciò che fa, ciò che ci ha mostrato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è tutto rivelazione da Allah subhanahu wa ta'ala. Ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ho ricevuto il Corano e una cosa simile, vuol dire wahi, uguale. Che cos'è? La mia sunna. Quindi la sunna è nello stesso livello. E adesso vi dirò perché io mi soffermo su questo punto qua, mi soffermo molto su questo punto qua. E Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano ci ha ordinato di seguire e di obbedire al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tantissimi versetti del Corano, tra cui ciò che ha detto Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Nisa, versetto 80: chi obbedisce al messaggero obbedisce ad Allah. Quindi è rivelazione, è uguale. La sunna, ciò che fa e ciò che dice, se tu gli obbedisci, hai obbedito ad Allah. Quindi come sei obbedito? Se tu vuoi obbedire al Corano, devi obbedire al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chi obbedisce al messaggero, obbedisce ad Allah. E in Surat Ali Imran, la famiglia di Imran, versetto 132, obbedite ad Allah e al messaggero affinché Allah vi conceda misericordia. Vuol dire che chi crede nel Corano e non crede nel profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non avrà la misericordia di Allah. In tantissimi versi del Corano Allah subhanahu wa ta'ala ci ha detto di seguire la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ultimamente, negli ultimi periodi, è uscita una setta, un gruppo di persone che dicono di essere musulmani e che ci dicono: non seguiamo la sunna. Ci dicono: abbiamo il Corano, seguiamo solo il Corano e non seguiamo la sunna, non seguiamo i detti e i fatti del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perché? Perché hanno detto: in questi detti e fatti ci sono alcuni ahadith, alcuni detti che sono deboli, quindi la sunna potrebbe essere sbagliata. Quindi noi non dobbiamo seguire la sunna, ma dobbiamo seguire l'unica fonte giusta, che è il Corano. Va bene, allora cerchiamo un attimo di rispondere piano piano a queste persone che dicono questa cosa. E sono tanti, e stanno aumentando. Questa setta qua sta aumentando purtroppo ultimamente, ed è una malattia impressionante, ed è un gravissimo problema che una persona venga a dire: seguiamo solo il Corano e non seguiamo la sunna. Va bene, noi seguiamoli nel loro discorso. Loro dicono: seguiamo solo il Corano. Va bene, Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano ha detto: obbedite. Chi obbedisce al messaggero obbedisce a Allah. Cosa vuol dire obbedire al messaggero? Ci devono rispondere. Ci devono rispondere perché Allah subhanahu wa ta'ala ha detto: chi obbedisce al messaggero obbedisce ad Allah. Primo. Secondo, Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano ha detto: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Che vuol dire: prendete quello che il messaggero vi dà e astenetevi da quel che vi nega e temete Allah. Cosa vuol dire? Prendete ciò che vi dà il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ovvero ciò che ha detto e ciò che ha fatto. Giusto? Ma come facciamo noi a sapere ciò che ha detto e ciò che ha fatto senza sunna? Quindi cosa dobbiamo prendere? Questo è un ordine da Allah subhanahu wa ta'ala. Prendete ciò che ha portato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma se tu non vuoi prendere la sunna, come fai a prendere ciò che ha dato
profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e astenetevi da ciò che ha negato. Come fai a sapere cosa ha negato se tu non leggi la sunna e non vuoi prendere la sunna? Questo è il primo. Se voi ci dite di seguire il Corano, nel Corano stesso c'è scritto di seguire il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quindi la fonte che voi volete seguire dice il contrario di ciò che dite voi. E Allah nel Corano ha detto: oh, voi che credete, non alzate la vostra voce sopra la voce del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. È come se tu vuoi togliere proprio le parole e la voce del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vuoi togliere questo secondo pilastro dell'Islam, che è il testimoniare che Muhammad sallallahu alaihi wasallam è il messaggero di Allah. Poi, questo è il primo. Seconda cosa, ci sono tantissime cose nel Corano, che sono riportate nel Corano, che se non ritorni alla sunna non li capirai mai. Vuoi un esempio? Va bene. Allah subhanahu wa ta'ala, siamo tutti concordi che nel Corano ha detto wa aqimu salat, che vuol dire pregate, un obbligo. Va bene. Come faccio a fare la preghiera? 600 pagine non troverai mai la descrizione di una preghiera tranne la preghiera in guerra. Solo quella è stata riportata come descrizione, la preghiera in guerra. Invece la preghiera che tu adesso fai, fratello, che dici di seguire solo il Corano, billah alik, da dove l'hai presa nel Corano? Spiegami. In tutto il Corano, 600 pagine, da dove hai preso che tu Dhuhr lo devi fare 4 rak'at? E da dove hai preso nel Corano che l'Asr lo devi fare 4 rak'at? E dove hai preso in tutto il Corano che il Maghrib lo devi fare 3 rak'at? E dove hai preso che nell'Isha devi fare 4 rak'at? E dove hai preso che nell'Isha e nel Maghrib devi alzare la voce e nel Fajr, invece nell'Asr e nel Dhuhr devi abbassare la voce? E dove hai preso che nelle prime 2 rak'at delle preghiere devi leggere la sura e il Fatiha e un'altra sura, e nelle ultime 2 rak'at non devi citare l'altra sura ma solo surat al-Fatiha? E dove hai preso come fai a riparare la tua preghiera quando sbagli, quando aggiungi una rak'a, quando diminuisci una rak'a? Da dove le hai presi? Allah nel Corano ha detto aqimu salat. Tu non vuoi prendere la sunna, non vuoi sentire parlare della sunna, prendimi in tutto il Corano la descrizione della preghiera, e la descrizione dei momenti di preghiera, e la descrizione dei tempi di preghiera. In tutto il Corano non lo troverai, a meno che ritorni alla sunna. E Allah subhanahu wa ta'ala, cari fratelli, nel Corano, essendo un libro di guida, ci ha dato solo delle indicazioni. Ha parlato in modo generale, pregate. Poi è arrivato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che ha praticato. Come ha detto Aisha, quando gli è stato chiesto del comportamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha detto il suo comportamento il Corano. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è venuto, essere umano come noi, ha detto sallu kama ra'aytumuni usalli. Pregate come mi vedete a me pregare, perché lui non pregava secondo il suo intelletto, o perché era lui che si è inventato preghiera. Sapete come ha pregato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? È arrivato Gibril a insegnare la preghiera. E chi ha insegnato la preghiera a Gibril? Colui, fratello, che ti ha detto nel Corano aqimi salat, prega, nello stesso Corano ti ha detto laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi è un bell'esempio nel profeta. L'esempio cosa vuol dire? Colui che deve essere seguito. Quindi come fai? Se tu preghi l'Asr 4 rak'at, mi devi spiegare da dove l'hai preso nel Corano. Un'altra cosa, Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano ha detto wa atu zakat. Fate l'elemosina. Dove hai preso la quantità di elemosina che devi fare uscire affinché venga accettata da Allah in tutto il Corano? Non c'è. Colui che ha il denaro quanto deve far uscire? Colui che ha il bestiame quanto deve far uscire? Colui che ha i terreni quanto deve far uscire? Colui che ha gli immobili quanto deve far uscire? Colui che ha l'oro quanto deve far uscire? Tutte queste informazioni in dettaglio ce le abbiamo nella sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E per quello che ha detto, ciò che vi dà il profeta seguitelo, prendetelo. Ciò che ti insegna nelle adorazioni. Il Hajj, non c'è scritto nel Corano come farlo. Ha detto Allah subhanahu wa ta'ala, il Hajj, fate il Hajj e basta. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto khudhu anni manasikakum, fate come li faccio i riti del Hajj. E nella sunna c'è scritto in dettaglio come viene fatta l'Umrah e come viene fatto il pellegrinaggio. Ragazzi, stiamo parlando dei 5 pilastri dell'Islam. Io non sono voluto uscire dai pilastri dell'Islam, ma gli argomenti sono tanti da citare in questa situazione qua. Ma io ti sto parlando della preghiera, della zakat e del pellegrinaggio, che sono i pilastri che tu, seguendo solo il Corano, fratello, non puoi estrapolare da solo dal Corano. Quindi devi per forza usare la sunna. L'Islam è come un aeroplano. L'Islam è come un aeroplano.
L'aeroplano quante ali ha? 2. Il Corano e la Sunna. Se togli un'ala a un aeroplano, cosa succede? Se tu cerchi solo di seguire il Corano senza la Sunna, sei sviato e cadi. Se invece vuoi seguire solo la Sunna senza il Corano, verrai sviato. Loro ci dicono, nella Sunna ci sono alcuni hadith deboli, che hanno la catena di trasmissione debole. Innanzitutto, per i fratelli e sorelle che mi seguono, i detti che noi riceviamo, ad esempio, quando io vi dico ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno dietro lo schermo potrebbe dire: ma chi gli ha detto che il profeta effettivamente ha detto questa cosa qua? Giusto, come domanda è giusta, effettivamente è giusta. Siamo l'unica religione, e lo dico a testa alta e a voce alta, siamo l'unica religione che ha riportato i detti grazie ad Allah, poi grazie ai nostri sapienti che sono stati in grado a trasmetterci e a farci dividere e a dividere i detti veri e autentici su cui non abbiamo dubbi che li ha detti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dai detti falsi o fabbricati o inventati dagli esseri umani. Perché ci sono dei detti inventati, sì, ci sono dei detti inventati dagli esseri umani che hanno inventato, hanno scritto, ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam questo. Perché? Io ve l'ho detto, l'essere umano ha degli interessi, ha sempre degli interessi per economici, politici, quindi cerca anche di fabbricare, di dire le bugie sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. È per quello che bisogna stare attenti quando si trasmette un detto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorella e fratello, quando ti arriva un detto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam su WhatsApp o su Facebook, assicurati che questo detto sia vero, sia autentico, prima di trasferirlo ad altri. Sai perché? Ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che chi dice una bugia su di me e lui lo sa, che la sua sedia o la sua seduta prenda fuoco. È grave dire le bugie sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se mi arriva un detto, prendetelo come regola. Quando io ricevo un detto, alhamdulillah ragazzi, questa cosa qua la stanno prendendo e la stanno imparando, ed è una cosa veramente molto molto importante, ed è una fonte nell'Islam, perché stiamo parlando di Sunnah, dei detti da cui puoi estrapolare regole della tua religione. Stanno imparando a dividere ciò che è autentico da ciò che è fabbricato, da ciò che è inventato. Imparate questa regola qua, ritornate ai sapienti per capire. I sapienti sono per noi come una luna, come ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una luna che ci illumina in mezzo al buio. Hanno preso tutti i detti del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e hanno riportato la catena di persone che hanno riportato questo detto qua. Cosa vuol dire? C'è scritto, ad esempio, io prima vi ho detto che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: ho ricevuto il Corano e una cosa simile, ovvero la Sunnah. E questo hadith è stato trasmesso da 1, 2, 3, 4, 5 o altri sahaba. Questi sahaba che hanno trasmesso questo hadith qua, i sapienti sono andati a studiare la loro storia, la loro vita, quando sono nati, quando sono morti, e li hanno categorizzati se sono persone di fiducia o no. Hanno chiesto, sono andati in viaggio per chiedere se queste persone sono persone vere, persone false, che dicono le bugie o che non dicono le bugie, in dettaglio. Sahih al-Bukhari, rahimahullah, il Bukhari, questo straordinario personaggio che dicono i sapienti è il libro più vero dopo il Corano. Il Corano è il libro più vero, seguito da cosa? Dal Bukhari. Il Bukhari non è altro che una raccolta di circa 7000 detti del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di cui ci trasmette tutti i personaggi che hanno riportato il hadith. Prima di dirci il hadith, cosa ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ha detto: Yunus ha sentito Nordin, ha sentito Mustafa, ha sentito Ayyub, ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sono andati a studiare Yunus, quando è nato, quando è morto, com'era, cosa faceva nella sua vita, pregava, non pregava, perché se trovano in mezzo a questa catena una persona che diceva delle bugie o che era conosciuto come una persona che diceva le bugie, categorizzavano il detto come debole. E per quello che trovate alcune volte il hadith debole, vuol dire che nella catena di trasmissione c'erano personaggi non di fiducia. Invece tutti quelli che trovate nel Bukhari, nel Muslim, Ibn Majah, riportati da Ahmed, Sheikh al-Albani rahimahullah, tutti questi sono sapienti che hanno riportato detti veri, autentici. Vuol dire che la catena di trasmissione è autentica. Questo l'ho voluto dire per coloro che hanno dei dubbi sulla Sunnah. La Sunnah, come ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vi ho lasciato su una strada chiara.
Come Allah subhanahu wa ta'ala ha protetto il Corano, ha mandato delle persone che hanno protetto la Sunnah. Perché la Sunnah anche quella è stata protetta da Allah tramite chi? Tramite questi sapienti. Il Bukhari, Muslim, l'Imam Ahmed, Ibn Majah, Albani rahimahullah, sono stati sapienti che hanno purificato la Sunnah da ogni sporcizia che ci poteva essere. Quindi noi dobbiamo prendere come fonte sia il Corano sia la Sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E io dico a coloro che non vogliono obbedire al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e che non vogliono seguire la Sunnah di stare attenti, perché rischiano veramente un doloroso castigo. Come ha detto Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ahzab, versetto 63: coloro che si oppongono al suo comando, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stiano in guardia che non giunga loro una prova, una fitna, o che non li colpisca un castigo doloroso. Tutte le persone che si oppongono alla sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, questi che si alzano che dicono ma no alla barba, questi che si alzano che dicono ma no il niqab non esiste, questi che si alzano che dicono dobbiamo pareggiare l'eredità delle donne con gli uomini, stiano attenti, perché Allah subhanahu wa ta'ala li potrebbe colpire con una prova o un doloroso castigo. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha detto di stare attenti da queste persone. Pensate che 1400 anni fa il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha detto e ci ha raccontato di queste persone. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come è stato riportato da Sahih al-Albani rahimahullah: arriveranno persone che sentiranno le mie raccomandazioni, e i miei divieti, e diranno non sappiamo cosa sia questo, abbiamo il Corano, non riporta ciò. Sono queste persone qua che vengono chiamati Qur'aniyun, coloro che seguono solo il Corano. State attenti, perché chi segue il Corano effettivamente dovrebbe seguire anche la Sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse l'Imam Malik rahimahullah: la Sunnah è come l'arca di Noè, chi la seguirà si salverà, mentre chi si rifiuta annegherà. La Sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, avete sentito l'Imam Malik come l'ha descritta? Come l'arca di Noè. Siamo in un mondo dove ci sono il fiten, le onde del fiten, dei peccati. La Sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguire il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, è come l'arca di Noè. Chi segue quest'arca, chi sale su quest'arca si salverà. Chi non sale su quest'arca, ovvero chi non seguirà la Sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annegherà. La terza fonte che dobbiamo prendere per estrapolare la nostra aqida è l'ijma'. Sentirete parlare di questa cosa che si chiama l'ijma' dei salaf, che vuol dire l'unione dei salaf. Quando noi diciamo l'ijma', cosa intendiamo? Dicono i sapienti: l'ijma' dei salaf è la terza fonte, sono coloro che si sono uniti sulla verità confermata dal Corano e la Sunnah, ovvero i Sahaba e i loro successori e i successori di quest'ultimi. Quindi quando sentiamo l'ijma', capiamo che sono coloro che hanno seguito il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ovvero i Sahaba, e coloro che hanno susseguito i Sahaba, ovvero i successori dei Sahaba e i successori dei Sahaba. Perché? Da dove abbiamo estrapolato questa cosa qua? Come fai a dire che questo può essere una fonte? Perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: l'unione dei musulmani su una determinata cosa non sarà sviamento, e la mano di Allah è con l'unione dei musulmani. Vuol dire che quando i musulmani si uniscono su una determinata cosa, su un determinato argomento, ad esempio, visto che noi parleremo dell'aqida, se noi sappiamo che l'unione dei Sahaba su un determinato argomento dell'aqida o dei pilastri del credo, vuol dire che quella è una cosa giusta, perché Allah subhanahu wa ta'ala, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: la mano di Allah è con l'unione, la mano di Allah è con l'unione dei musulmani. Vuol dire che quando si uniscono i musulmani su determinata cosa, vuol dire che quella è vera e che non ci sarà sviamento seguendo l'unità. E sempre l'Islam spinge all'unione e mai a separarsi. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: chi vivrà dopo di me vedrà che ci saranno tantissime diversità. Afferratevi alla mia sunna e alla sunna dei califfi ben guidati dopo di me, afferratevi su di essa con i denti. Quindi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha fatto capire che dopo di lui ci saranno tante divergenze, ci saranno tanti credi, ci saranno persone che si alzeranno e diranno:
non seguite la Sunna ma seguite solo il Corano. Ci saranno persone che si alzeranno e diranno no, prendiamo solo alcuna parte della Sunna e non tutta. Ci saranno tante divergenze, però il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dopo che ci ha mostrato la malattia, ci ha dato la medicina, ci ha detto seguite la mia Sunna. L'arca di Noè, come ha detto l'Imam Malik, seguite la mia Sunna e la Sunna dei califi ben guidati dopo di me, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Questi sono i califi ben guidati dopo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e noi dobbiamo, sotto l'ordine del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguire anche la loro Sunna. Afferratevi alla mia Sunna e alla Sunna dei califi ben guidati con i denti. Vuol dire che in questi momenti duri, quando salgono queste sette che cominciano a volerci sviare con queste ideologie sbagliate, noi ci dobbiamo afferrare alla Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi hanno avvisato i fratelli che sta per scadere il tempo, però vorrei finire con un argomento molto importante, al fine che la prossima settimana non riapro questo argomento qua, affinché chiudo adesso questo argomento qua. Allora, le fonti da cui estrapoliamo il nostro credo sono tre. Cosa sono? Il Corano, la Sunna e l'Ijma' dei Salaf. C'è un'altra cosa: usare il cervello. Quando si parla di religione, molto spesso una persona viene spinta a usare il cervello in queste cose qua. Cari fratelli e sorelle, io non diminuisco del grado del cervello, e Allah subhanahu wa ta'ala in tantissimi versi del Corano ci ha detto di usare il cervello. Fasiru fil ardi fanzuru, ha detto andate per strada, andate sulla terra, girate sulla terra e guardate con i vostri occhi, guardate con i vostri cervelli, ovvero pensate. E uno dei metodi per conoscere Allah è quello di pensare, cioè pensare sulla creazione di Allah subhanahu wa ta'ala, come ha creato i cieli, come ha creato la terra. In moltissimi versetti Allah subhanahu wa ta'ala ci ricorda il suo creato, che usando il cervello capisci la grandezza di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi il cervello ha un'importanza nell'Islam, però il cervello deve dare negli ambiti in cui Allah subhanahu wa ta'ala gli ha permesso di dare. Abbiamo il cervello che deve essere usato nella tecnologia, abbiamo il cervello che deve essere usato nelle materie di medicina. Il cervello qua deve dare il massimo, deve essere usato al 100%. Abbiamo bisogno della donna che diventa dottoressa, che quando andiamo all'ospedale con le nostre mogli che devono partorire non abbiamo il problema di trovare un dottore. Dove sono le sorelle musulmane che studiano e diventano ostetriche al fine di evitare questo problema a tantissimi musulmani? Abbiamo bisogno di scienziati in tecnologia, abbiamo bisogno di scienziati che si laureano in varie parti e in vari settori affinché lo Stato islamico non abbia bisogno di nessun aiuto, affinché lo Stato islamico si prenda una propria indipendenza. Abbiamo bisogno del dottore, abbiamo bisogno dell'avvocato, abbiamo bisogno di ogni ambito della nostra società deve essere ricoperta. Dobbiamo leggere, cari fratelli e sorelle, dobbiamo studiare. Non è che uno prende la terza media e dice alhamdulillah che siamo usciti. Ma quale alhamdulillah? Terza media. E ci sono alcuni che dicono spero che esco con il 6. Cosa vuol dire esco con il 6? Cosa vuol dire spero, mi auguro che mi promuovano? Fratelli, sorelle, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ha detto ai sahaba, quando chiedete il paradiso, chiedete il piano più alto, chiedete il Firdaus al-A'la, perché no? Sei musulmano, sei musulmana, devi essere un esempio, perché no? Essere e pensare al piano più alto, perché non pensiamo che noi dobbiamo fare uscire dei dottori fantastici, perché noi non dobbiamo fare uscire dei chimici, perché noi, al fine di avere un'indipendenza nostra. Il musulmano non pensa giù, pensa su in alto, vuole arrivare sempre ai piani in alto. Noi siamo la umma su cui è sceso leggi, studia. E io mi meraviglio quando nei metro vedo gli italiani che con i libri che leggono e i fratelli musulmani che ascoltano la musica. Subhanallah. Loro che leggono, imparano. Quanti libri leggono? Prova a chiedere ai tuoi compagni in classe quanti libri hanno letto. E tu quanti libri hai letto? E noi siamo la umma su cui è sceso Iqra. Leggi la prima ayah per farti capire che tu devi leggere, devi imparare, devi studiare se vuoi che questa umma vada avanti. Però quando una persona usa il cervello, ad esempio per estrapolare questioni del credo, su cose che abbiamo detto sull'invisibile, sull'ignoto,
viene sviato. Il cervello da solo, davanti a una cosa che non ha mai visto, perché poi il nostro cervello vive di immagini, di cose che ha vissuto, cose che precedentemente ha imparato. Tu senza la rivelazione, ovvero se lasci il cervello da solo, senza accompagnarlo con il wahi, con la sunna e con il Corano, va sviato. Adesso io vi do un esempio perché Allah subhanahu wa ta'ala non ha lasciato sì che noi seguissimo i nostri cervelli. Prima cosa, la diversità mentale e di pensiero di tutta l'umanità. Quanto siamo nel mondo? 7 miliardi. Ognuno come la pensa. Pensate voi se Allah ci diceva scegliete voi il vostro credo. Secondo te come sarebbe stata la religione? Wallahi alladhi la ilaha illa hu diventerebbe un giocattolo. Come un giocattolo? Quando mi va bene sì, quando non mi va bene no. Vedi uno che dice ma no, ma perché facciamo Salat al-Fajr? Non serve a niente, facciamo solo Salat al-Isha. Vedi uno che dice Salat al-Isha 4 rak'at, ma no, facciamone solo una. Vedi uno che ti dice ma perché preghi verso il Kaaba? Prega verso casa tua, verso la porta di casa. Vedi che ognuno la pensa come vuole. Voi vedete solo quando siamo in una riunione in 10 che non ne usciamo mai, che siamo concordi su un'unica cosa. E questa è la bellezza dell'umanità, che ognuno la pensa in modo differente. È una bellezza questa, ed è uno delle ayat, delle prove di Allah subhanahu, della creazione di Allah, che ci ha creato 7 miliardi, ma nessuno è uguale all'altro, la pensa in un altro modo. Io vi faccio capire che se Allah avesse lasciato ai nostri cervelli, la religione sarebbe diventata un giocattolo, come quel giocattolo che prendi e cambi tu come vuoi. No. Però Allah subhanahu wa ta'ala ha stabilito un'unica religione affinché nessuno può cambiare e fare quello che vuole, ma colui che decide non è il nostro cervello ma Allah subhanahu wa ta'ala. I cervelli del 2018, per farvi capire dove arrivano, adorano le statue. Ancora i cervelli del 2018. Guardate qua quando il cervello non è illuminato dal wahi, non è illuminato dal Corano, non è illuminato dalla sunna, adora le statue, adora pezzi di cemento. Vedi che li trovi lì, che pregano. Prima il fratello Nordin mi ha fatto vedere delle persone che girano intorno a delle tombe. Vedete il cervello del 2018? Girano intorno a un morto. Pensano che questo morto vi possa fare del bene. Questo è il cervello che tu vuoi seguire nel 2018. Pensa che un morto potrebbe aiutarlo. Se lui potesse aiutare qualcuno, aiuterebbe se stesso e sarebbe ancora in vita. Svegliamoci. Svegliamoci, cari fratelli e sorelle, ad adorare le tombe ed entrare nel shirk. Questo è il cervello del 2018. Il cervello del 2018 adora le mucche, come fanno ancora in India. Nel 2018, nell'era dell'iPhone, del computer, di Windows, adoriamo ancora le mucche. Il cervello del 2018 accetta l'omosessualità. Questo è il cervello del 2018. Il cervello del 2018 discute sul legalizzare il matrimonio tra maschio e femmina. Questo è il cervello del 2018. Il 2018, l'ho sentito 2 anni fa alla radio, discute sul dare un figlio in adozione a 2 omosessuali. Questo è il cervello del 2018. Il 2018 è d'accordo con l'aborto, con l'uccidere una persona, e ti dice una cosa normale, legale. Ma dove sta che è legale? Legale qua, ma davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala è illegale. Abortire vuol dire uccidere una persona. Assumiti, sorella, le tue responsabilità di ciò che hai fatto. Assumitele. E non hai diritto di togliere la vita a questo essere umano qua, perché è un essere umano. È un essere umano. Questo è il cervello del 2018. Vogliamo seguire i cervelli? Questi sono i cervelli. È per quello che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha mandato i profeti e i messaggeri con delle guide, affinché non ognuno segua il suo cervello, perché il cervello da solo ti svia. Però Allah ci ha mandato dei messaggeri con una luce che è il libro di Allah subhanahu wa ta'ala, una guida per i timorati. Disse Ali radiallahu anhu: se la religione fosse con il cervello, il passare con le mani bagnate sotto le calze verrebbe in primo rispetto al passarle sopra le calze. Quando un musulmano deve passare, lo sapete che quando uno è in wudu e mette le sue calze al mattino, poi lo vedremo nel fiqh, può dopo nel prossimo wudu solo passare le mani bagnate sopra le calze. Cioè la sunna è che tu passi con le mani bagnate sopra.
Il tuo cervello cosa dice? La parte sporca dov'è? Sopra o sotto le calze? Sotto le calze. Quindi se tu usi il cervello dovresti passare sotto. Però la religione non è con il cervello, ma la religione è, ha detto Allah e ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questi, cari fratelli e sorelle, sono le fonti da cui possiamo estrapolare la nostra religione e volevo alla fine della puntata ricordare ai miei cari fratelli e sorelle ciò che è successo, la catastrofe che è successa in Indonesia. Ormai il terremoto e lo tsunami ha causato circa 1800 vittime. Come sappiamo l'Indonesia sono il 90% musulmani, quindi non dimentichiamoci i nostri fratelli in questi momenti difficili. Quello che possiamo fare, chi riesce a mandare a loro degli aiuti che faccia, perché questa è veramente una grandissima cosa e rientra nella fratellanza dell'Islam, perché ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i musulmani sono come un unico corpo, quando ne risente una parte ne risente tutto il corpo. Quindi quando succede un problema, una catastrofe in una parte, i nostri fratelli soffriamo, come soffrono loro soffriamo noi. Chi riesce ad aiutarli con gli alimenti o con le associazioni che intervengono, riescono a mandare a loro degli aiuti che facciano, ma la minima cosa che può fare una persona è aiutarli con il dua. Quindi chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di essere con loro e di perdonare i peccati a coloro che sono morti e di far sì che questi 1800 che sono morti li prescriva Allah subhanahu wa ta'ala come martiri. E vi ricordo come sempre di non dimenticarvi di far arrivare questa luce qua e questo dono e questo bene a più case possibili, condividendo il video. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ci vediamo inshallah venerdì prossimo con la seconda lezione del fiqh. Vi aspettiamo numerosi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.